Il Veneto sembra costellato da imprenditori umili con un reddito medio di appena 23.173 euro, che superano di soli 1.800 euro all'anno la media dei lavoratori dipendenti, una media peraltro già ridimensionata da una quota significativa di part-time, lavori a termine e stagionalità. E ancora, in una regione ricca come la nostra, solo l'1,5% dei contribuenti IRPEF dichiara un reddito superiore ai 100.000 euro. Cifre diffuse dalla CGIL del Veneto, che ha affrontato la questione a Venezia in un attivo di 500 delegati provenienti da tutta la regione, arrivando ad una conclusione. Noi abbiamo una realtà che ogni anno produce qualcosa come 9 miliardi di euro di evasione fiscale e questo è un fatto inaccettabile. È un fatto inaccettabile innanzitutto perché poi carica tutta la pressione fiscale su una parte di cittadini, a cominciare dai lavoratori e dai pensionati che, come è noto, le tasse le pagano fino all'ultimo centesimo. Ma è inaccettabile anche perché rappresenta un fattore distorsivo dell'economia, della stessa concorrenza leale e trasparente. Gli oltre 9 miliardi di imposte evase stimate in Veneto dalla CGIL pesano per l'8,5% sulla quota di evasione nazionale, in una regione che produce il 9,3% del PIL italiano. Mi viene in mente tutto il settore, ad esempio, degli appalti, subappalti, che è un modello di impresa che, oltre a sfruttare il lavoro, oltre ad abbassare la qualità anche dei servizi, è anche occasione per evadere contributi e tasse. Abbiamo delle vere e proprie fabbriche di evasione che sono state scoperte dal meritorio lavoro della Guardia di Finanza, delle forze di polizia. Abbiamo anche un problema di infiltrazioni criminali, perché l'evasione è il terreno più fertile per così dire, determinare anche l'insediamento di queste realtà. La CGIL chiede più lotta all'evasione fiscale e una rimodulazione dell'IRPEF che abbassi la tassazione sui redditi da lavoro e da pensione. Bocciata invece la flat tax che, oltre a gravare sul bilancio dello Stato, secondo la CGIL penalizzerebbe i redditi sotto i 10.000 euro, con vantaggi direttamente proporzionali al crescere della ricchezza.